Forse un malore tra le cause del decesso di Dino Zanon, 86enne di Tombolo, trovato senza vita a Pieve del Grappa, lungo il sentiero 106, conosciuto come la Direttissima, percorso molto impegnativo che porta dal santuario della Madonna del Covolo di Crespano al sacrario di Cimagrappa. L'anziano è stato rinvenuto prono a terra da alcuni escursionisti che hanno subito dato l'allarme. Non si esclude che sia stato colpito da un infarto, causato forse dalle rigide temperature. Sul posto i sanitari del SUEM 118 Pedemontana Emergenza, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, e i tecnici del soccorso alpino che hanno provveduto a recuperare il corpo di Zanon e riportarlo a valle. L'86enne era molto conosciuto a Onara, dove aveva vissuto per anni con la famiglia e dove aveva gestito la sua attività di falegnameria. La sua passione per la montagna lo aveva caratterizzato da sempre e nonostante l'età non si era mai tirato indietro davanti a un'escursione, e proprio tra le sue amate montagne se n'è andato in questo 31 dicembre 2024.